Per quanto riguarda la nuova pavimentazione di San Siro, a che punto siete con il cronoprogramma? Siamo pressoché in linea, anche se il tempo non ci ha aiutato negli ultimi giorni, però si prevedeva 90 giorni lavorativi, abbiamo dato l'inizio lavori a fine agosto e quindi la fine prevista è per novembre, fine novembre. Cosa manca da fare? E manca ancora l'ultimo tratto che collegherà il marciapiede che parte da via Somalia fino a Corso Matteotti. Manca l'ultimo pezzo di testata, all'incirca diciamo, un quinto del globale. Invece che cosa è già stato fatto? Qualcosa già si vede? Sì, certo che sì, e sono già stati fatti la demolizione del vecchio marciapiede, i fondi e la pavimentazione, all'incirca un 200 metri quadri di pavimentazione è già stata posata e messa in opera. Stiamo facendo ora opere di rifinitura e di raccordo con i marciapiedi esistenti. Su San Siro in questo momento ci sono in corso vari cantieri, tra cui uno pubblico importante, che è quello di riqualificazione del marciapiede che collega via Somaglia fino a Corso Matteotti, zona Parcolà. Ripristiniamo tutta la viabilità pedonale che è frontistante alla chiesa, creando un percorso unico, adeguato negli spazi e nei materiali per essere a norma, anche con l'abbattimento barriere architettoniche, e soprattutto nell'area che faremo, inizieremo tra la settimana prossima davanti al Parco Là, creeremo un piccolo slargo con una protezione anche di recinzioni, in maniera che l'area usufruita dalle famiglie e dai bambini possa avere una protezione di collegamento tra i due attraversamenti pedonali, in maniera che obbligatoriamente le persone debbano passare di lì e se un bambino uscisse dal parco abbia un momento di protezione prima della strada. Dunque un'operazione credo importante per l'utilità pubblica in un contesto molto frequentato e residenziale.